Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, ma arrivando dal Capo di Nord, dal giudicato di Torres, le strade non sono più quelle di una volta e il tempo non aiuta. Si sente anche che ho fatto la corsa dal parcheggio a qua per arrivare. È bello vedere la sala così piena, però, cioè, sono arrivata in ritardo, però almeno ho già trovato la sala accogliente e piena. Intanto benvenuti a tutti per la nuova edizione del ciclo di conferenze I pomeriggi del Romanico, che è diventato un appuntamento ormai calendarizzato, un punto fermo della programmazione dell'associazione Itinera Romanica Amici del Romanico. Quest'anno poi sarà la professoressa Martorelli a spiegare il perché di questa scelta, quasi anche un po' obbligata per chiudere e completare il quadro iniziato con le donne protagoniste del Medioevo sardo. Era giusto anche dedicare uno spazio, un ciclo di conferenze agli uomini. Un ringraziamento, ogni tanto diamo un ringraziamento particolare al dottor Giovanni Serrelli, che è un amico dell'associazione. Tra l'altro questa è la prima volta che riesco a seguire dal vivo una sua conferenza, che ci porterà, diciamo, alle origini del giudicato di Cagliari, seguendo le vicende di un nome, perché poi alla fine questo nome dinastico ci porterà a conoscere meglio, ad entrare nella storia del giudicato di Cagliari. Saranno 6 le conferenze, sa che io mi trasferisco direttamente a Oristano, penso, da qui a marzo credo che farò così. Sono 6 le conferenze che completano questo ciclo 2025, avremo una pausa ovviamente per Carnevale, perché qua è d'obbligo fermarsi, e un intervallo fra 2 settimane. Faremo questo venerdì, il prossimo venerdì, e poi avremo un intervallo perché saremo impegnati invece nella presentazione del libro Il tempo dei giudicati dell'Illisso a Cagliari. Quindi avvieremo anche questo nuovo progetto con questa nuova collaborazione che ci vede anche diciamo a stretto contatto con la direzione regionale dei musei, quindi è una nuova collaborazione che stiamo avviando e di cui andiamo molto orgogliosi. Diciamo che il 2025 inizia bene. Io ringrazio in particolar modo la professoressa Martorelli, che si è di nuovo impegnata nella scelta del tema e quindi nel verificare anche se il tema era fattibile e nel contattare tutti i relatori, nel coinvolgerli. E cosa posso dire? Io vi auguro una buonissima serata, speriamo di incuriosirvi, interessarvi e avvicinarvi anche al mondo, all'universo maschile del Medioevo sardo. E ricordo che chi volesse tesserarsi, in realtà sono arrivata in ritardo per darvi il tempo di fare le tessere. Godetevi la serata, godiamoci la serata. Lascio la parola alla professoressa Martorelli e poi grazie ancora per la sua presenza. Buonasera a tutti, solo poche parole per introdurre la manifestazione di quest'anno. È dedicata agli uomini del Medioevo sardo, come già anticipato Giuseppini, come sicuramente avete visto nella locandina generale che è stata inviata, e la scelta è derivata proprio dal grande successo che ha avuto invece il tema delle donne protagoniste del Medioevo sardo, per cui recentemente abbiamo fatto la seconda edizione del volume che tutti voi conoscete, volume che, come ricorderete, era scaturito proprio da questo ciclo di conferenze e in particolare dalle conferenze del 2020. Ci è sembrato un po' antipatico mettere da parte gli uomini, e allora abbiamo detto: ma perché invece non dedicare la rassegna di quest'anno appunto alle figure maschili, anche un po' in rapporto a quelle femminili, perché poi chiaramente sono collegate anche certe azioni politiche e anche
alcuni eventi sono appunto legati perché spesso i protagonisti sono poi coppie e quindi figure femminili e figure maschili in realtà non sono due universi paralleli. Come sempre le conferenze sono strutturate in modo da tenere presente il lato pubblico della persona che andremo ad esaminare attraverso le varie relazioni, ma anche quelle notizie che noi abbiamo sulla vita privata, personale e sui luoghi, perché non dimentichiamo che l'associazione ha sempre questo scopo di far conoscere i luoghi legati al romanico e quindi al Medioevo sardo. Quindi collocheremo le varie figure all'interno dei luoghi in cui hanno vissuto. Sono di più quest'anno le conferenze, sono 6 appunto, come ha già detto Giuseppina. In realtà abbiamo dovuto fare una selezione strettissima perché gli uomini che ci sono venuti in mente, che in qualche modo sono stati rappresentativi del Medioevo, e come sempre non abbiamo cercato solo uomini importanti, figure importanti, ma anche l'uomo comune, così come avevamo fatto nell'ambito delle figure femminili. I nomi che ci sono venuti in mente sono moltissimi, per cui per le conferenze ne abbiamo selezionati 6 rappresentativi appunto del mondo politico, quindi vedremo delle autorità ma anche degli strati sociali più bassi, però immaginiamo di poi anche in questo caso di pubblicare le conferenze e all'interno della pubblicazione inseriremo sicuramente altre figure importanti, quindi questo lo possiamo considerare un aperitivo, un assaggio di quello che sarà poi il nostro sguardo sugli uomini che hanno in qualche modo caratterizzato e segnato il Medioevo sardo. Da parte mia ringrazio naturalmente tutta l'associazione e anche per aver creduto in questa proposta, e poi soprattutto i relatori che hanno accolto con entusiasmo, come del resto avviene sempre, devo dire. Io non ho mai avuto reazioni negative da parte delle persone a cui ho chiesto di partecipare di prendere parte proprio in prima persona alle conferenze legate all'Associazione Amici del Romanico. Quando sentono questo nome in realtà sono tutti contenti, quindi ci fa piacere, li ringraziamo per il loro impegno, sicuramente ci daranno dei dati importanti, e cominciamo oggi con Giovanni Serreli, storico che si occupa del Medioevo ormai molto conosciuto, che è ricercatore al CNR ISEM, cioè Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, e che in realtà è già una figura conosciuta all'interno dell'associazione perché non è la prima conferenza che fa, quindi molti di voi hanno già avuto modo di ascoltarlo. E iniziamo con Torchitorio, quindi andiamo nel giudicato di Cagliari, personaggio importante che segna il passaggio fra la Sardegna bizantina e la Sardegna medievale, quindi proprio l'inizio, e un ruolo importante perché ovviamente il fatto di passare da un tipo di amministrazione, di governo dipendente da Bisanzio a un tipo di governo invece locale, sardo, autonomo, ha impegnato moltissimo questa figura e quindi le ha dato dei caratteri particolari. Non aggiungo altro, ho preso anche già troppo tempo e lascio la parola a Giovanni Serreli. Grazie a tutti, grazie agli amici del Romanico, amici, con i quali collaboro sempre volentieri. Ringrazio Rossana per la pazienza nell'organizzare questi incontri e poi nella pazienza nell'attendere i contributi per le pubblicazioni. Sono sempre quello che crea maggiori problemi. Mi scuso pubblicamente. Faccio i complimenti all'associazione e a Rossana per aver individuato questo tema che va a completare i precedenti cicli di conferenze, precedenti cicli di incontri.
ha detto benissimo Rossana, la figura di Torchitorio o le figure, i vari Torchitorio, vedremo perché, ci guideranno a provare a capire un po' di più quel periodo oscuro, così definito, detto oscuro, che vede l'affermarsi nell'isola di Sardegna di 4 entità che sono conosciute col nome di giudicati, ma come vi ho detto più volte a me non piace tanto utilizzare questo termine, che si presta a qualche fraintendimento, non tanto fra chi conosce come voi la storia sarda, ma tra chi ne sente parlare per la prima volta. Ma vi ho già tediato abbastanza e ci sarà qualche pagina nel volume di prossima uscita su questo argomento. Vediamo se funziona. Ecco, io partirei dall'articolo che la Nuova Sardegna ha dedicato a questo tema. Ottimo comunicato stampa, ottima regia nella cosa, però nonostante il comunicato stampa non parlasse di giudice, il giornalista ha titolato Giudice Torchitorio. Se lo leggesse in una rassegna stampa un lettore danese che conosce l'italiano, come è capitato a dei colleghi iberici, che poi, volendo tradurlo in italiano, hanno parlato di magistratura d'arborea, ad esempio. La traduzione di giudicato d'arborea, forse voleva usare un sinonimo e ha usato magistratura. Chiaramente limitante. Erano anche magistrati giudicanti, anche, ma non solo. Però, chiusa parentesi. E poi ho evidenziato la raffigurazione pittorica del giudice Torchitorio. In realtà è un'immagine penso di una miniatura, il giornalista però non si è discostato dalla realtà, perché l'unica rappresentazione di un Torchitorio lo rappresenta con la barba, un po' come appunto questa immagine di un sovrano con la barba. Del resto i sovrani in genere avevano la barba. Ma veniamo a noi. Parlare di Torchitorio è difficile per vari motivi. Il solito motivo della carenza di fonti, quasi assoluta tra VIII, IX e XII secolo, e le poche fonti che ci sono, fonti in generale, sfragistiche, sigilli, epigrafiche e documentarie, a volte sono di difficile interpretazione, controversa interpretazione. Ci sono varie interpretazioni su alcuni sigilli, che chiaramente, a seconda di come si datano, si sposta il discorso sulla nascita dei giudicati. E poi, soprattutto, perché, come vi dicevo, Torchitorio non è uno, ma sono tanti. Torchitorio, Torcotori, Drogodorio, eccetera, eccetera, di varia estrazione sociale e in tanti stati giudicali. Ne troviamo tantissimi. Nel periodo di riferimento, ovviamente, che è quello degli Amici del Romanico, che è sempre il Medioevo giudicale o il basso Medioevo, diciamo. Le fonti. Possiamo contare solo su alcune epigrafi in greco medievale, su pochi sigilli, come vi ho detto, alcuni di incerta datazione, anche perché probabilmente venivano riutilizzati, e su una piccola serie di documenti. Non dobbiamo immaginarci chilometri seriali di documenti dell'archivio della Corona d'Aragona, però alcuni documenti, ad esempio le carte volgari dell'archivio diocesano di Cagliari, ce li abbiamo. Non possediamo cronache dedicate o biografie esaustive. Sarebbe stato bello avere una cronaca sulla figura di un Torchitorio che ci dicesse le sue abitudini, le sue battaglie, le sue paci, eccetera. Non ne abbiamo.
i vari Torchitorio. Ovviamente escludiamo dall'oggetto della nostra conversazione i vari Torchitorio, Torcotorio, Drogodorio, le forme sono tantissime, non appartenenti alle corti giudicali e che troviamo in tantissime fonti medievali, fino anche oltre il 300-400. Era un nome assai usato in Sardegna. Un po' meno Salusio, poi vedremo, ma Torchitorio è parecchio usato, almeno fino al 400, non so se anche oltre. Ci concentreremo sui vari Torchitorio, Torcotorio, Drogotorio che vengono attestati dalle fonti come arconti di Sardegna o iudices. E parliamo del periodo che va dalla fine del X secolo al XIV-XV secolo. Ovviamente la nostra chiacchierata si fermerà prima, perché poi sarebbe una ripetizione. Vediamo il passaggio da arconte a iudice. Sovrani con il nome Torchitorio sono attestati, oltre che nel regno giudicato di Calari, sul quale ci soffermeremo oggi, anche in altri due fra i 4 noti giudicati. Uno è fra i primi sovrani del regno di Gallura, Torcotori, Dezori, Regis Gallurensis. Ecco, non mi soffermo, Regis. Si appellavano re, al di là del riconoscimento imperiale o papale o meno. Torcotori, Dezori, Regis Gallurensis, che risulta già morto il 14 marzo 1122. Andiamo avanti, poi torniamo indietro, perché lo conosciamo da un documento della figlia della vedova padulesa che fa una donazione in quanto mulier quondam del defunto Torchitorio, re di Gallura. Il diploma è conservato nell'archivio di Stato di Pisa ed è disponibile anche in rete. No, indietro. Un altro è, o potrebbe essere, perché qui ci sono parecchi dubbi, un altro Drogodori, Trogotorio, è in Arborea, noto solo, mi risulta, dal De Rebus Ardois di Fara. Quindi non abbiamo documenti che ce lo attestino con certezza. Se fosse esistito, avrebbe governato tra, almeno per quanto ne sappiamo oggi, tra Zerchis, quello del sigillo diciamo intorno al 1000, e l'altrettanto attestato nella documentazione Orzocco di Arborea del 1037, la lettera di Gregorio VII sulla quale torneremo. Questi sono gli unici regnanti giudicanti attestati negli altri stati medievali. Ci soffermeremo appunto sui Torcotorio, Torchitorio, arconti di Sardegna prima, tra il X e l'XI secolo, e sovrani di Calari poi fino al 1258. Qui vediamo una fonte che ci attesta di Torchitorio arconte e una fonte archivistica, una delle carte volgari dell'archivio diocesano di Cagliari, che appunto ci parla di un Torchitorio Iudex Calaritanus. Il nome dinastico è un nome dinastico, Torchitorio o Torcotorio, alternato con quello di Salusio, venne usato dai sovrani del regno o iudicatus o parte de Calari dalle origini fino alla sua fine in maniera metodica. La fine nel 1258, quando Sant'Agilla venne rasa al suolo.
Torchitorio e Salusio traevano origine dai nomi usati dagli arconti e o protospatari di Sardegna, poi vedremo, subito dopo il lento distacco dell'isola dall'impero bizantino, come emerge dai sigilli e dai primi documenti emanati dalle cancellerie giudicali e dalle epigrafi medio-elleniche, epigrafi che mi piace ricordare furono studiate da Roberto Coroneo e datate tra la seconda metà del X e il principio dell'XI secolo, sulla base di confronti oltre che epigrafici, stilistici, con tutti gli arredi che le accompagnavano, per cui datazioni scientificamente curate. Seguendo i Torchitorio, Arconti di Sardegna e poi Reges o Iudices di Calari, anzi Reges et Iudices, possiamo intuire una fase di passaggio decisiva per la nostra storia, cioè quella che vive la Sardegna passando dall'appartenenza al grande impero bizantino, probabilmente fino al IX secolo, a divenire un arcontato autonomo, perché l'arconte Torchitorio si dichiara e si dichiarerà anche nei documenti successivi agli inizi alla metà dell'XI secolo, potestando in Sardegna, alla cosiddetta quadripartizione. In realtà si potrebbe intuire che da questo arcontato di Sardegna, intorno al 1000, diciamo, si stacchino man mano porzioni di territorio. Per cui questo arcontato viene decurtato di 3/4 e benché agli inizi, e lo vedremo nei documenti, gli Iudices di Calari dichiarino di governare sulla parte de Calari, ma di essere arconti, o Iudices, re di tutto il territorio. Anche Monte Cassino chiama un Torchitorio nel 1066, lo chiama Rex Sardinia. Il primo che le fonti ci tramandano è Torchitorio, arconte di Sardegna. Leggete bene il rosso, forse non so se si possa spegnere questa, è possibile? Scusate. Ce lo dici lì? Ce lo leggi? Non si può spegnere, no, se lo spegne tutto e siamo al buio. Lanciamo una cosa. Allora, il primo che le fonti ci tramandano è Torchitorio, arconte di Sardegna, marito di Getide o Getide. Fu poi insignito, e lo vediamo da un'altra epigrafe, della carica del titolo onorifico di protospatario imperiale. È attestato nell'epigrafe esposta di Assemini e in un frammento probabilmente di Nuraminis o da Nuraminis. La datazione proposta da Roberto Coroneo colloca le due fonti nella seconda metà, ultimo quarto del X secolo, per cui siamo poco prima del 1000. E appunto questo Torchitorio governava o presumeva di governare su tutta la Sardinia. Qui c'è la trascrizione da Roberto Coroneo: Signore, aiuta i servi di Dio, Torquatorio imperiale protospatario e Salusio, nostri nobilissimi arconti, per cui verosimilmente alla moda bizantina associò suo figlio al trono. Così sia, ricordati anche del tuo servo Orzoccor. Da questa epigrafi apprendiamo che Torquatorio, scusate un secondo però, no, ne ho saltato una, scusate.
Allora, Signore, aiuta il tuo servo Torcotorio, arconte di perché quella era di Sant'Antioco. Questa è un'epigrafe da Assemini. Signore, aiuta il tuo servo Torcotorio, arconte di Sardegna, e la tua serva Getit probabilmente, che dovrebbe essere sua moglie. E nel frammento d'Anoraminis qui leggiamo forse l'iniziale di Torcotorio. Sono datate sempre nella seconda metà, ultimo quarto del X secolo. Figlio e successore di questo primo Torquitorio che conosciamo è Salusio, che venne associato al trono, e lo vediamo nella epigrafe di Sant'Antioco, quindi associato al trono Arconte, dall'ultimo quarto del X secolo. Forse, però è un'ipotesi non basata su nessuna attestazione certa, potrebbe trattarsi, se dall'associatura alla fine del X secolo sia rimasto vivo, abbia regnato fino al 1015, forse si tratta del Malut, re o signore del luogo, citato dalle fonti arabe per l'incursione e conquista di Mujahid nel 1015. Per cui, se fosse lui, ma qui siamo nel campo assoluto delle ipotesi, avrebbe regnato fino al 1015, ma questa è un'ipotesi assolutamente non basata su nessuna fonte. L'epigrafe di Sant'Antioco, che riguarda quella che per sbaglio stavamo leggendo prima, che riguarda Torcotorio, ci dice due cose. Intanto che fu insignito del titolo, era un titolo onorifico che veniva dato dall'imperatore bizantino a vari suoi rappresentanti nei vari territori dell'impero, per significare il suo dominio, che poi magari nella realtà non esisteva più. Però chi riceveva questo titolo ne faceva tesoro perché gli dava autorevolezza. Per cui questo Torquitorio è insignito del titolo onorifico di protospatario imperiale. E apprendiamo anche, perché dice e Salusio, nostri nobilissimi arconti, Torquitorio e Salusio, associò suo figlio Salusio al trono, secondo l'usanza bizantina. Poi dice, ricordati Signore anche del tuo servo Orzoccor, che è probabilmente un suo secondo figlio, un secondogenito, ne avevano tanti allora, ma anche qui non lo sappiamo, è un'ipotesi. L'epigrafe esposta di Sant'Antioco, datata da Roberto Coroneo ai primi decenni dell'XI secolo, attesta un secondo Torquitorio, arconte di Sardegna e protospatario. Manca l'aggettivo imperiale, per cui questa volta il secondo Torquitorio che troviamo è protospatario, ma non è più imperiale. Per cui se l'epigrafe ci vuole dire qualcosa, se è intenzionale questa omissione, significa che adesso neanche la protezione lontana di Bisanzio c'è più, è protospatario e basta. Magari stavano iniziando a tramandarselo ereditariamente. Un secondo Torquitorio, arconte protospatario, marito di Nispella, ricordatevi questo nome, padre di un secondo Salusio che è associato al trono come arconte. Vediamo qui. Signore, aiuta il tuo servo Torcotorio protospatario e Salusio arconte e Nispella. Supponiamo che sia sua moglie, perché poi li ritroveremo in un documento che probabilmente parla di loro. Nispella poi da sola è attestata nelle epigrafi esposte e dedicatorie di Assemini attribuiti al medesimo arco temporale, cioè
ai primi decenni dell'XI secolo, nei primi decenni dopo il 1000. Si noti, appunto, come vi ho già fatto notare, che questo secondo Arconte Torcotorio è anche protospatario, ma non più imperiale. Ed ecco le due epigrafi che parlano solo di Nispella. La prima è un'epigrafe dedicatoria, ecco, le chiamiamo epigrafi esposte, usando una terminologia usata dal grande paleografo Guglielmo Cavallo negli anni 50-60 del secolo scorso, perché erano epigrafi con cui i governanti comunicavano nei vari centri il loro potere. Non c'era la televisione, non c'era Instagram, internet, Facebook, eccetera, con cui i nostri politici fanno le dirette oggi per comunicare le cose che fanno, ma l'unico modo era girare nel territorio e farsi mecenati di ristrutturazioni, eccetera, e attestarlo nelle epigrafi. In modo che la popolazione, che magari non le sapeva leggere, però venisse edotta da chi le sapeva leggere chi erano i loro governanti. E questo funzionava anche in un momento di passaggio, come quello dal distacco dell'impero bizantino, dove si sapeva che c'era un imperatore lontano, eccetera, che governava sull'isola di Sardegna, a un momento in cui invece i governanti sono autoctoni e devono farsi conoscere. Nispella dedica probabilmente la chiesa di Assemini, dove è stata rinvenuta, alla figlia di Ocote, ai santi Pietro e Paolo, a San Giovanni Battista e alla martire Barbara. Tra l'altro in quel territorio, Assemini, Capoterra, eccetera, questi culti sono tuttora praticati. La seconda epigrafe è stata letta solo nella parte che appunto parla di Nispella. Ecco, adesso inizia il bello. Iniziano a vedersi i primi collegamenti con le fonti scritte, con le fonti archivistiche. Nel 1215 la regina Iuigissa Benedetta, donna protagonista del Medioevo sardo, di cui ha parlato Rossana, ha scritto Rossana nel primo volume di questa serie che è stato da lei curato, richiama il miracolo di San Giorgio vescovo di Barbaria, a favore dello Iudex Calaritanus Torcotorio. Ovviamente nel 1215 si usano i termini che si usavano in quel momento. Torcotorio, marito di Nispella, è probabilmente il nostro, perché siamo agli inizi subito dopo l'anno 1000, agli inizi dell'XI secolo, e più o meno le fonti paiono concordare. La regina, perché dichiara che sta potestando parti de Calaris, e anche qui sta utilizzando un linguaggio dei primi iudices. Questi iudices di Calari si ritengono sovrani di tutta la Sardegna, però in questo momento governano solo nella parte di Calari, si ritengono ancora menomati e siamo nel 200 anni dopo il distacco degli altri tre giudicati. Questo miracolo a favore di Torquitorio, marito di Nispella, parrebbe legato, che siano i nostri Torquitorio e Nispella dell'epigrafe di Sant'Antioco o meno, ma dalla sequenza ci pare siano loro,
questo miracolo a favore di Torchitorio e Nispella pare legato proprio al momento di distacco per gemmazione dei regni giudicali dall'Arcontato di Sardegna. Fra questi si stava probabilmente distaccando anche un giudicato di barbarie o di Ogliastra, ne ho scritto in altra sede, che poi viene ricordato nei secoli successivi. Si parla di Iudicatus Ogliastri, Iudicatus Barbarie in epoca pisana, anche in epoca aragonese. Probabilmente è il ricordo di un momento troncato sul nascere di indipendenza, come era avvenuto per l'Arborea, per Torres, per la Gallura, forse anche la Barbaria si stava separando, però questa separazione da Calari viene sventata, tra virgolette, viene troncata sul nascere attraverso un'operazione politico-religiosa, come avveniva nel Medioevo. Un miracolo, Torchitorio è malato, si rivolge a questo santo, ormai ritenuto santo in vita, che era Giorgio, vescovo di Barbaria, che lo guarisce, e da quel momento in poi la dinastia degli Iudices Calaritani è sempre grata alla diocesi, a San Giorgio, patrono della diocesi di Suelli di Barbaria, e lo manifesta con continue donazioni, che nel caso del documento di Benedetta richiamano esplicitamente il miracolo, tra l'altro con un inserto nel documento che è in latino, perché la parte del documento riprende probabilmente una cronaca del miracolo dell'epoca in latino, mentre l'inizio è in volgare calaritano, il racconto del miracolo in latino. Potete vedere no, sto andando troppo avanti. Potete leggere il testo, la trascrizione del testo in Arrigo Solmi, le carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, e il documento il numero 11 a pagina 24. Sostenuti dall'epigrafe di Sant'Antioco, quella di Torchitorio Nispella e Salusio, il figlio Salusio Arconte, e dalla carta in caratteri greci del 1081 troviamo quindi Salusio Arconte, figlio di Torchitorio, il secondo Torchitorio che abbiamo trovato, che viene associato da Torchitorio Nispella e che poi diventa Iudici Mariano Salusio della Congunale, nella carta famosissima in caratteri greci del 1081. Questo Salusio, Mariano Salusio, è marito di Iorgia de Sezzale e padre di Orzocco, quello che troveremo nel 1073. Anche con lui vediamo il passaggio da Arconte a Iudex. E tra l'altro qui possiamo notare un'altra cosa, possiamo essere quasi sicuri, anzi io direi sicuri, che anche per gli Arconti Salusio e Torchitorio fossero nomi dinastici, perché questo Salusio si chiamava in realtà Mariano Salusio. Il nome Torchitorio e Salusio delle epigrafi sono nomi dinastici, non sappiamo il loro vero nome, le epigrafi non ce lo dicono. Ed ecco la famosa carta in caratteri greci. Questa è una foto un po' recente, si sta deteriorando. Questa è una copia fatta a mano dal Blanchard alla fine dell'Ottocento, che ci serve per leggere questa. In questo documento importantissimo per vari motivi, eccetera, che è una donazione, si parla dell'estensore, che è Costantino Salusio, se non sbaglio, poi lo vedremo, parla di Avumeu Iudici Mariani, Mariano Salusio,
e Abba mea, donna Giorgia de Sezzale, mio nonno e mia nonna. Attestato a questo punto solo dai primi documenti conosciuti a partire dal 1065, c'è Orzocco Torchitorio, col quale entriamo anche in alcuni aspetti della sua vita privata. Orzocco Torchitorio è definito da questi documenti, poi li vedremo a partire dal 1065, Rex Sardinia e Iudici potestando parte de Caralis. È marito di Vera e padre di Costantino e Torbeno, che poi li vedremo. Questo documento è emanato nel 60, il documento che lo definisce Rex Sardinia, no, il primo documento che lo cita è del 1065. Papa Alessandro II lo accusa di aver contratto matrimonio con una consanguinea. Il papato si scandalizza, noi ci scandalizzeremo, però in realtà era un'usanza, tra l'altro usanza mantenuta da parecchi ceppi nobiliari, regnanti, eccetera, fino anche ai pochi secoli fa, e anche dalle famiglie possidenti nei vari paesi che per non disperdere il patrimonio usavano sposarsi fra consanguinei, con conseguenze a volte nefaste per le generazioni successive. Altro documento del 1066, questo Orzocco Torchitorio, forse per rimediare all'accusa del Papa e per farsi perdonare, non sappiamo se la sua moglie consanguinea fosse quella con cui lo conosciamo, cioè Vera o Bera, però per rimediare a quell'accusa probabilmente opera delle donazioni a Monte Cassino, come stavano facendo anche gli Iudices Turritani sassaresi, solo che la donazione di Orzocco Torchitorio non va a buon fine per vicissitudini guerresche del Mediterraneo, per cui da quel momento in poi, agli amici del Romanico questo interessa in modo particolare, da quel momento in poi gli Iudici scalaritani si rivolgeranno ad altri benedettini, che sono i marsigliesi di San Vittore di Marsiglia. Per cui avremo delle differenziazioni anche stilistiche nell'architettura delle costruzioni romaniche, diciamo. E probabilmente appunto per un evento, per un'allerta rossa nel Mediterraneo o per un evento bellico, probabilmente perché pare fossero stati i pisani ad attaccare la nave che da Monte Cassino portava i monaci nel Calaritano. Poi ci sono anche altre donazioni tra il 66 e il 74, vedremo. Finalmente nel 1073 a lui e agli altri 3 Iudices si rivolge Papa Gregorio VII nella famosa lettera, che è il primo documento che li attesta tutti assieme. Quelle finora espresse sono ipotesi, arrampicandoci un po' fra i documenti, ma noi proviamo a farle poi. Se ci saranno documenti che le smentiscono, ben vengano, andremo avanti con la storia. Per adesso a me pare che la documentazione disponibile ci dica qualcosa di simile a quello che vi sto raccontando. Il passaggio perciò è già avvenuto. Orzocco Torchitorio e Iudici potestando parte de Calaris, anche se per desiderio, abate di Monte Cassino, nella cronaca di Monte Cassino, Orzocco Torchitorio, che sarà il nostro Orzocco Torchitorio III, poi li vedremo tutti assieme, e ancora Rex Sardinia. Per cui probabilmente permaneva ancora questa rivendicazione del controllo di tutta l'isola, di tutto l'arcontato di Sardegna.
da cui obtorto collo era stato decurtato di alcuna parte. Abbiamo visto un aspetto, diciamo, della sua vita matrimoniale: si era sposato con una consanguigna e appunto Papa Alessandro II lo rampogna perché gli dice che ha sposato una consanguinea in terzo grado e quindi che i suoi eredi, se casomai ne ha, per cui non sappiamo se il suo erede Costantino è già nato, se casomai ne ha, non possono succedergli e che non possono i suoi figli neanche essere nominati vescovi. E poi abbiamo l'unica rappresentazione di un torchitorio sempre dalla cronaca di Monte Cassino. Perché appunto nella cronaca è detto che Orzocco Torchitorio appunto nel 1066, esattamente il 5 maggio, aveva scritto a Monte Cassino che mandasse monaci per, come facevano tutti gli iudices in quei momenti e nei secoli successivi, aveva donato una serie di aziende donnicali, eccetera, e quindi chiedeva monaci per portare soprattutto il rito latino. Probabilmente, anzi sicuramente i monaci basiliani bizantini avevano abbandonato l'isola. Sempre questo Orzocco Torchitorio in un documento fra il 1066 e il 1074, che noi possediamo in una copia quattrocentesca, che probabilmente, secondo dei colleghi che motivano autorevolmente questa ipotesi, venne interpolata nella copia, perché allora quando si copiava non è che si copiava parola per parola, a volte per interessi venivano inserite tante altre cose, magari in donazioni, per ampliare la somma delle donazioni. In questo caso questa carta faceva una donazione del Panilio all'arcivescovo, cavuit minimadus archiepiscopado de pugnas qui benint in saterra, cioè perché l'arcivescovato era stato diminuito, danneggiato da battaglie che avvennero nel territorio, si parla appunto del giudicato di Calari, e quindi il Orzocco Torchitorio fa una donazione di una serie di villaggi e degli abitanti del Panilio, cioè delle persone che dovevano lavorare, in questo caso per conto dell'arcivescovo, e probabilmente queste ville però sono aumentate nella copia del 400, perché la copia venne fatta in arcivescovado ed è conservata ancora nell'archivio diocesano di Cagliari, e probabilmente chi la copiò aggiunse qualcosa, si lasciò un po' prendere la mano. Come vi ho già detto, nel 1073 Gregorio VII scrive a Mariano Turrensi: on Rocco Arborensi, on Rocco Caralitano et Costantino Gallurensi iudicibus Sardini. Per cui diciamo che in questo momento il passaggio è avvenuto tra l'Arcontato di Sardegna e i 4 giudicati. Nel 1081 Mariano Salusio II, Mariano Salusio III, scusate, perché, scusate un secondo, no. Ecco. Costantino Salusio III, c'è un errore. Nel 1081 Costantino Salusio III, non leggete questo, perfeziona la donazione di Patre Miu Iudici Trogotori,
che è appunto la carta in caratteri greci. La redige suo figlio e dice che lo fa verosimilmente col padre appena morto, per cui presumiamo che Orzocco Torchitorio sia morto nel 1081 e che il documento che aveva pensato o ideato o disposto il padre venga perfezionato dal figlio, che appunto lo nomina Patre miu iudici trogotori. La famosa carta in caratteri greci del 1081 perciò dovrebbe essere il primo documento dello iudici Costantino Salusio III, per cui vi ripeto, cancellate Mariano Salusio II e Costantino Salusio III, che la fa pro voluntate de donnu potestando parti de calari cum capitano de pluminos. Viene associato al trono Costantino Salusio, come abbiamo visto nel primo documento calaritano del 1066, sposa Giorgia ed è padre di Mariano, futuro Mariano Torchitorio, per cui i nomi più usati in famiglia sono Mariano, Costantino, Orzocco, i nomi dinastici sono Torchitorio e Salusio. Poi abbiamo un breve interregno per usurpazione per minore età di Mariano Torchitorio da parte del donnicello Torbeno. Abbiamo l'attestazione per il 1103, però la prima attestazione di Mariano Torchitorio IV ce l'abbiamo nel 1108, probabilmente regge per usurpazione o per accordi fino al 1108. Dal 1103-108 al 1130 è sovrano appunto Mariano Torchitorio, marito di Preziosa. Da questo punto in poi, grazie alla sempre meno rara documentazione da archivi sardi e continentali, è possibile seguire la documentazione dei sovrani di Calari. Non sono più arconti di Sardegna, sebbene usino i sigilli di Torchitorio, e questi sovrani di Calari, fino alla fine del regno nel 1258, alterneranno il nome dinastico Torchitorio e Salusio. La stessa regina Iughissa Benedetta di Calari, protagonista appunto degli appuntamenti di qualche anno fa, usava corroborare i suoi atti con il sigillo recante il nome dinastico Torchitorio. Questa che dirò adesso è un po' una provocazione, però è così. Benedetta, quando è nubile tra il 1217 e il 1221, per cui governa come regina portatrice di titolo, usa il sigillo Torchitorio. Potremmo chiamarla Benedetta Torchitoria, esagerando ovviamente, una provocazione, però lei regge col nome, usando il sigillo dinastico Torchitorio. E siamo già nel 200 inoltrato, a pochi decenni dalla fine. Diciamo che il giudicato di Calari è in una fase di netto declino e Benedetta, come sapete, è coinvolta nelle trame espansive dei Visconti, che in un modo o nell'altro gli estorcono probabilmente la donazione del sito dove nascerà Castel di Castro di Calari, l'attuale Cagliari, e che segnerà la fine, e che segnerà la fine della capitale di Calari, Sant'Agilla. A proposito di Sant'Agilla, dei luoghi dove questi Torchitorio e Salusio agirono, saremo portati a pensare che l'avevo spento io. Saremmo portati a pensare che la loro sede fu sempre Sant'Agilla. Non è così. In un libro recentemente curato anche con Rossana
e con altri colleghi, ci siamo resi conto che la Corte in principio era itinerante, anche se dei Torchitorio, di cui si potrebbe continuare la teoria, spesso non abbiamo il luogo di emanazione dei documenti, la datazio topica e neanche a volte la datazio cronica, intuiamo che però vennero emanati in altre sedi. La Corte era itinerante. Quando ne abbiamo notizia, a volte è Uta, a volte il Castello di Quirra, a volte è Decimo, a volte è Sant'Antioco, Suelli. Abbiamo vari luoghi dove questi documenti vennero emanati. Pochissimi fanno riferimento, anzi quasi nessuno, fa riferimento a Sant'Agilla, che invece Santa Igia o Santa Ilia, che assurge al ruolo di capitale di Calari solo a partire dal 200, dalla fine del XII, inizi XIII secolo, sotto il regno di Guglielmo Salusio IV, mi pare, che trasforma questa villa, questa semplice villa dove c'era il Paniglio, dove abitavano servi, eccetera, la trasforma, la fortifica, probabilmente la trasforma in vera e propria capitale. Per cui le strutture che abbiamo ipotizzato, immaginato nel libro con Rossana, grazie all'architetto Pettinau, abbiamo immaginato per Sant'Agilla nel XIII secolo, sono strutture di XIII secolo. Probabilmente appunto era Santa Ilia era uno dei tanti centri del giudicato dove la Corte itinerava e emanava i suoi documenti, come avveniva negli altri 3 stati giudicali. Questa teoria di Iudices, Torquatorio, Salusio, eccetera, ci ha permesso di stabilire che esiste una continuità tra gli arconti di Sardegna, Torquitorio dell'epigrafe di Assemini, di Sant'Antioco, Torquitorio e Salusio, eccetera. Perché quella continuità la troviamo agli inizi, a metà dell'XI secolo, testimoniata anche dai documenti che si legano perfettamente alle epigrafi datate da Roberto Coroneo. Quindi potremmo modificare gli ordinali tradizionalmente dati a questi Torquitorio e Salusio, facendo partire l'ordinale primo, Torquitorio primo, dall'arconte di Sardegna, protospatario imperiale, marito di Getide, padre di Salusio I, nell'ultimo quarto del X secolo. Lui è il primo che conosciamo, poi ben vengano ulteriori acquisizioni, però è il primo che conosciamo, che governa su un territorio che verrà decurtato perché delle parti si staccano dichiarando la propria sovranità. Zerchis, arconte di Arborea, è chiarissimo, probabilmente verso intorno al 1000, anche se un illustre collega, Marco Muresu, tende a anticipare la datazione sulla base di confronti di questo sigillo, poi discutendo amabilmente con lui io gli ho fatto presente che però la conservatività sarda anche nella paleografia ci farebbe pensare che ad esempio in Sardegna viene usata l'onciale molto più tardi di quanto la semionciale molto più tardi di quanto venga usata in altri contesti. C'è una forte conservatività, per cui anche nei sigilli i confronti possono essere un buono strumento, ma probabilmente vanno misurati anche con la conservatività sarda. Per cui io tenderei ad attribuire, a essere d'accordo con Pier Giorgio Spano e Raimondo Zucca che datano quel sigillo intorno al 1000, diciamo, poco dopo il 1000, e quindi questo ci attesterebbe la nascita del giudicato di Arborea allo stato attuale delle conoscenze. Per cui faremo partire Torquitorio I da qui,
perché lo Stato, l'entità è la stessa, che cambia fisionomia e cambia territorio perché viene diminuito. Per cui partiamo con l'ordinale da Torchitorio I, Arconte di Sardegna protostatario, ad arrivare fino all'ultimo, prendo dalla genealogia che Alessandro Soddu ha proposto nel volume Il tempo dei giudicati, che verrà presentato il 1° di febbraio a San Saturnino, per arrivare a Guglielmo Salusio VII, che veniva detto Guglielmo Salusio V, ma gli aggiungiamo i primi 2 delle epigrafi. Per cui in questo modo abbiamo ipotizzato una continuità dell'arcontato col regno o giudicato di Cagliari, da cui si staccarono poi Arborea, Torres e Gallura, cavaliere diciamo dell'anno 1000 o qualche anno più tardi, probabilmente anche a causa di eventi esterni che accelerarono questo progetto, come diceva la vostra Presidente, la Presidente D'Eligia, le strade attuali non sono, immaginatevi, intorno al 1000, per cui governare un territorio orograficamente anche abbastanza complesso come la Sardegna, con i mezzi del 1000 e senza la potenza dell'impero bizantino, era assai difficile, per cui il processo di distacco di territori dall'arcontato potremmo definirlo quasi naturale. E appunto dall'arcontato di Sardegna si staccano l'arcontato, poi il regno di Arborea intorno al 1000, che poi intorno al 1070, come dice Fara, trasferirà la sua capitale, l'arcontato regno di Torres, probabilmente nello stesso periodo, e l'arcontato regno di Gallura, comunque prima del 1073, della lettera di Gregorio Magno. E tutte queste notiziole le potete trovare anche Il tempo dei giudicati, con la cronologia elaborata da Alessandro Soddu, che ha pubblicato qualche anno fa un importantissimo, per il proseguo degli studi, importantissimo lavoro sui linguaggi del potere, sottolineando come nel loro linguaggio gli iudices si chiamassero reges. Grazie dell'attenzione. Sì, io l'avevo notata. Grazie mille per questa bellissima conferenza che ci ha aperto una finestra nella storia del giudicato di Cagliari e poi nella storia medievale sarda, tra l'altro contribuendo ancora una volta a notare come poco isolati fossimo in quei secoli, quindi, perché forse è la più grande leggenda metropolitana che va sfatata, quella di una... Certo. Approfitto per dire che spesso si confonde la connessione, l'interconnessione con le altre realtà mediterranee come dominazione. Quando si parla di connessione si parla di scambi, a volte alla pari, a volte un po' meno. Paradossalmente, quando eravamo inseriti in un contesto più ampio, che era quello bizantino, eravamo isolati perché eravamo alla periferia di Bisanzio. Quando siamo stati
ci siamo autogovernati, eravamo in relazione con tutte le potenze del Mediterraneo, ovviamente piccole realtà, piccoli stati che dovevano obtorto collo subire anche certe pressioni esterne. Però appunto voglio dire, l'interconnessione, lo dico perché spesso viene confusa questa cosa, non significa essere dominati. Assolutamente no, anzi significa in realtà essere alla pari, cioè in un confronto, in un intreccio dove entrambi o i più danno comunque un contributo. Io non so se nella platea su Facebook ci sono delle domande, però se anche qualcuno di voi ha delle domande, delle curiosità, può farle ora al dottor Serrelli, se no andiamo... Inizio io. Vai, rompi il ghiaccio. Domanda dal pubblico da casa. Anna Ladu torna su una delle prime cose dette. Quale titolo doveva dare il giornalista a Torchitorio per evitare confusioni nelle traduzioni? Arconte, Rex, però anche parlare Regno di Cagliari o di Sardegna potrebbe creare fraintendimenti. Assolutamente non li crea, perché, come potete leggere nei contributi del volume dell'Elisso del Tempo dei Giudicati, nei documenti, e ne abbiamo avuto alcuni casi, ma se c'è un volume a disposizione ve li leggo, nei documenti, come Alessandro Soddu anche ha richiamato, venivano, loro si intitolavano in rapporto ad altri Rex e Iudices, probabilmente è scorretto utilizzare o Iudex, Rex e Iudex perché c'era una differenza tra i due termini, e parlavano del loro territorio come regno, eccetera, e anche le entità esterne all'inizio li riconoscevano così, per cui non c'è nessun fraintendimento. Si segnala in questo modo che questi sovrani rivendicavano la loro sovranità. Poi a un certo punto il discorso si complica a partire dal 1100-1200, dal 200 in poi è molto più complesso per strumentalizzazioni delle grandi potenze. Però loro si ritenevano sovrani nel loro territorio e soprattutto nei primi documenti si chiamavano re, per cui che tipo di fraintendimento ci dovrebbe essere? Invece la parola giudice non è mai usata nei documenti, è usata iudex, che aveva un significato diverso dal termine giudice come lo leggiamo nel vocabolario oggi. Non vorrei ripeterlo, ma a me personalmente sono capitati esempi di persone che mi chiedevano in via dei Giudicati a Cagliari: ma è questo il quartiere dei magistrati? Realmente, io ho fatto il vigile al fine degli anni 90, per cui ve lo posso dichiarare per esperienza vissuta, ma capita che illustri colleghi, una ricercatrice di Harvard, adesso non ho i riferimenti esatti ma ve li posso fornire, in una sua pubblicazione parla dei giudici come iudices de pax in spagnolo, giudici di pace, perché noi continuiamo a chiamarli giudici. Legittimo, purché ci sia una nota che spiega i poteri di questi governanti che si chiamavano iudices o anche rex si chiamavano, però possiamo mettere una nota ogni volta che lo scriviamo? Diventa pedante. Sì, un secondo. Il giornalista avrebbe potuto usare sovrano, arconte, iudices, che sono i documenti che usano loro. Noi lo sappiamo tra noi, ma chi ci legge all'esterno non lo sa. Posso dire una cosa soltanto? Allora, l'estensione dell'articolo sono io, si sente la mia voce, non abbiamo prima. Da casa no. Perché è in diretta. Qui abbiamo i potenti mezzi. No. A beneficio di chi segue su Facebook.
No, soltanto una piccola precisazione. Sono io l'estensore dell'articolo che lei mi onora di aver citato, la ringrazio molto. Allora, volevo solamente dire che un articolo, tra l'altro anche abbastanza breve, deve riassumere quello che sarà poi l'evento del quale si andrà a parlare. Quindi anche il titolo deve essere una sintesi di quell'argomento. Per cui a me è sembrato abbastanza chiaro. Poi sinceramente un'altra foto più esplicativa del personaggio non l'avevamo. Non esiste. Io le ho detto che è andata benissimo perché aveva la barba. Potevo mettere la mia di foto, ma non mi è sembrato opportuno. L'erede di Torchito. No, ovviamente non era un appunto. Sì, ma l'ho capito. Tenga presente che il volume Ilisso si chiama Il tempo dei giudicati. Rossana sa benissimo che io mi sono opposto fino alla fine a quel titolo. Il discorso era: facciamo saltare tutta l'operazione oppure lasciamo quel titolo, poi nell'articolo interno io spiego il mio punto di vista. Giudicati, pregiudicati, il salto è breve. Grazie. Sempre sullo stesso argomento. Sì, giudicati può essere letto all'esterno della cultura italiana e sarda in modo distorto, ma non per questo deve essere superato. Le realtà sarde non possono semplicemente essere chiamati regni. Si possono forse chiamare regni giudicati, perché il regno in Europa in quell'epoca era una cosa completamente diversa. Era il regno di diritto germanico, in cui il sovrano aveva la patrimonialità dello Stato, in cui l'imperatore era il primo fidatario, se vogliamo semplificare le cose, mentre invece le realtà statuali sarde erano, come abbiamo visto, di origine completamente diversa. Diciamo che erano di origine bizantina. E nel mondo bizantino non vi fu mai confusione fra lo Stato fiscale, patrimonio fiscale, e lo Stato dell'imperatore. Questa realtà si proiettò anche nei giudicati sardi, perché noi vediamo che patrimonialità dello Stato non ce n'è, il patrimonio del giudice si chiama detenugiare. Quando fanno alcune donazioni, almeno nei primi secoli, che interessano beni dello Stato, fanno la seccatura del regno, cioè scorporano dal patrimonio di tutti, dal patrimonio comune di tutti, dal patrimonio dello Stato, alcune parti. Grazie. Posso? Sì. Scusi, volevo replicare. Prego. Premesso che comunque vengano chiamati, erano degli stati, allora dovremmo bacchettare Eleonora, che nella riedizione della Carta dell'Ogu chiama Regno d'Arborea. La dovremmo bacchettare perché non è un regno, non era riconosciuto. Loro, proiettati, come ha ben detto lei, da un mondo bizantino che aveva ininterrottamente seguito il diritto romano fino al Medioevo, senza l'interruzione delle cosiddette popolazioni barbariche, proiettati in un mondo completamente diverso, sganciati da quel mondo e immersi in un mondo feudale, completamente diverso. L'unico modo che trovavano per far capire che loro erano i sovrani di quel territorio, non potevano usare arconti perché non l'avrebbe capito nessuno, iudices lo usavano nei documenti rivolti ai loro sudditi nel loro territorio, usavano quello del re.
Sì, ma Poi nell'articolazione potevano esserci delle differenze, come lei ha sottolineato, patrimoniale, ma questo fa parte della Costituzione dello Stato interno. della natura dello Stato. Perché fra lo Stato patrimoniale, che è del sovrano, è uno Stato in cui il sovrano non è il proprietario, ma il rappresentante del popolo. Ma tanti stati, scusi, è vero che tanti stati patrimoniali si sono trasformati in non patrimoniali, sono rimasti lo stesso Stato. Il Regno di Francia all'inizio era patrimoniale, Le costituzioni anche sono cambiate, per cui C'è anche un'altra domanda. sì. Ha suscitato molta curiosità. Bene, io per seguire questo argomento sono venuto da Selagius. Allora, il tema... Come? Sì, bene. Credo che lei stasera abbia aperto una bella pagina sull'origine dei giudicati in Sardegna. Va bene, di chi ha collaborato comunque a diffondere questa bella notizia, insomma. Io mi sono trovato chiaramente a trovare una risposta. Torchitorio non era Torchitorio, era un Torchitorio, ma non si capiva se primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Questo me l'ha chiarito stasera. Ma mi ha chiarito che Torchitorio ha fatto il primo atto di donazione ai Vittorini di Marsiglia, dopo aver avuto praticamente una mancata risposta da Montecassino. Okay. Ma soprattutto il figlio fa l'integrazione della donazione, ma il bello è che la mamma di questo figlio era di Sezzale. Poi lei, se ci riesce, mi chiarisca cos'era questa Sezzale, se era una casa di Francesco Floris pubblica e dice che Sezzale praticamente era Selagius, okay. Ovvero o un sobborgo di Selagius o chiameremmo oggi una frazione di Selagius. Okay. E allora, sapendo una parte delle cose, ma soprattutto oggi io credo che lei avrebbe dovuto aprire una paginetta bella, che l'atto di donazione di Torchitorio è redatta in alfabeto greco, ma in sardo campidanese, ed è la prima pagina del sardo campidanese che si conosca. Stiamo parlando di 200 anni del primo volgare italiano, una bella notizia storica, e soprattutto per chi è appassionato di questi temi è una notizia dove il sardo nasce prima dell'italiano, perlomeno 2 secoli prima, il sardo campidanese, poi vengono le altre varianti. Okay. Allora, siccome siamo in Campidano e siccome ho capito che siete appassionati un po' come me, io lo faccio da medico, voi lo fate da studiosi, lo fate da ricercatori, lo fate da storici, epigrafisti e quant'altro, e comunque c'è molta gente interessata a questi temi e credo che sia importante. Quando lei ci riporta quell'epigrafe in greco, ok, che parla per la prima volta di Torchitorio, se non mi sbaglio ad Assemini, okay, allora ci dice che nella curia del giudicato si scriveva ancora in caratteri greci, eravamo ancora impero bizantino, in parole povere, per la redazione degli atti importanti. Tanto è vero, tanto è importante quell'atto che questo è, per capirci, quell'atto è depositato in un archivio storico che si chiama l'Archivio dei Vittorini di Marsiglia a Montpellier. Ho avuto la fortuna di poterlo vedere in filmati, perché ho avuto anche la fortuna di pubblicarlo la prima volta. In qualità di assessore della provincia di Cagliari abbiamo pubblicato appunto gli atti dei primi documenti in sardo. È uno di quegli atti, appunto, ed ecco le notizie da dove arrivano, uno di quegli atti, appunto, quello che ci fa noto il nome di Torchitorio, che in questo caso era Torchitorio II, non un Torchitorio qualsiasi, figlio di, appunto, Gheorgha di Selagius. Questo volevo precisarlo. Grazie mille. No, tra l'altro dobbiamo molto a Selagius, perché anche a cura di Gino Camboni era uscita un bellissimo volume sulla storia di Selagius, perché Chellarius è citata in quel documento, oltre che Sydney, mio paese di residenza, come oggetti della donazione, per cui dobbiamo molto a Selagius, che ha teso alla
a pubblicare questo. Tra l'altro sugli aspetti linguistici, dei caratteri greci, della lingua, ovviamente della lingua io non mi azzardo, i linguisti fanno il loro mestiere, ne sanno molto più di me. Sui caratteri usati e sui contenuti di questo documento era uscito tempo fa a cura dell'associazione Archistoria, scritto a 4 mani dal compianto professor Pinuccio Soru di Sydney, a cui avevo dato una mano, proprio un'edizione diciamo nuova della Carta in caratteri greci, con la datazione più precisa al 1081, perché tutte le datazioni andavano tra il 1081 e il 1089. Per una serie di motivi l'avevamo ristretta al 1081 e ci consentiva appunto di vedere quel passaggio tra Torquitorios III e Salusio III, che gli succede immediatamente, deve continuare appunto questa donazione, per cui è l'anno diciamo di morte del predecessore e di successione. Sì, se non ci sono altri interventi, volevo ritornare un attimo sui luoghi, perché noi facendo un percorso a ritroso, una luce facendo un percorso a ritroso, noi abbiamo il dato certo di dove vivevano questi Torquitorio nel XIII secolo, giusto Giovanni? Cioè nel XIII, perché vivono a Sant'Agilla, che ormai è diventata una città, no? Ecco, per quanto riguarda invece i periodi precedenti, abbiamo ovviamente un punto interrogativo, perché andando al primo Torquitorio, cioè perlomeno il primo che noi conosciamo, poi non sappiamo se ce n'era qualcuno prima di lui, in quel momento come arconte di tutta la Sardegna doveva vivere a Cagliari. Però siamo in un momento in cui l'archeologia ci dice che la città è in forte destrutturazione, quindi gli abitanti della città stanno cominciando ad andare fuori dalla Cagliari bizantina, e probabilmente è per questo che noi abbiamo nei documenti tanti nomi, quindi Pluminus e altre sedi. Però poi una di queste diventa più importante, perché hanno scelto Sant'Agilla e non hanno scelto Uta, per esempio. Quindi evidentemente una di queste o rimanere a Pluminos, dove probabilmente sono andati per primi. Quindi il discorso dei luoghi è ancora un grande punto interrogativo. Di Sant'Agilla non abbiamo più la città, quindi dobbiamo ipotizzare sulla base dei dati, dei documenti e sulla base delle scoperte archeologiche. Sugli altri siti abbiamo ben poco. Quello che possiamo dire è che a un certo punto da Cagliari o il primo o il secondo Torquitorio si devono essere spostati. Ma probabilmente anche prima, perché se ipotizziamo che la distruzione più grave avvenne intorno agli anni 30 del Novecento, di una missione diretta, di una incursione su Genova, l'incursione passò in Sardegna, la fonte non è più precisa. Potremmo ipotizzare Cagliari, perché poi i dati archeologici, diciamo intorno alla metà del X secolo, ci dimostrano dove è intervenuta appunto Rossana, strati di interno, di abbandono. Probabilmente già prima si spostarono, oppure magari restando comunque la sede Carales o civica come capitale di fatto, come Tarros probabilmente lo restò, ma solo di fatto fino al 1070. Intanto vi invito, se volete approfondire questo argomento, a scaricare dal sito Unica Press il volume Cagliari tra mare e laguna, che abbiamo curato un progetto Legge 7 gli anni passati, è gratuitamente scaricabile.
E poi ricordiamoci che in alcuni documenti del XII secolo il giudicato di Calari, o regno di Calari, viene chiamato De Pluminus. Il nome Calari viene quasi completamente dimenticato e si fa riferimento a una civica, la città, il ricordo di una città che però forse è frequentata da poche persone. Bene, grazie a tutti. Io devo fare 2 ringraziamenti che mi sono dimenticata all'inizio perché ero di corsa. Intanto Daniela per la locandina di oggi e per tutte le locandine che vi arrivano, che sono bellissime. Io intanto ho fatto così ma non c'è più. E poi volevo ringraziare Silvia e gli operatori del museo che come sempre ci ospitano con tanta pazienza e anche tanta disponibilità. L'appuntamento è per venerdì prossimo, si parlerà, giocheremo un po' in casa, si parlerà di Varisone, giudice d'Arborea, re di Sardegna, così è il titolo, e ci sarà il dottor Giuseppe Secche. Quindi vi aspettiamo venerdì prossimo alle 5:30. Puntuali, Puntuali, mi raccomando.